adesso tutti i giorni. Dalla Giudecca, Gualtiero Bertelli canta Venezie scomparse. Le elementari le ha fatte sull'isola, a Villa Eriot. Ora vi abitano UIA, l'Università Internazionale dell'Arte, e Iveser, l'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea. Iveser festeggia i 30 anni nel giorno della Repubblica, 2 giugno 1946. Per referendum il popolo italiano la preferì alla monarchia, compromessa con gli orrori del nazifascismo e di 2 guerre mondiali. Votarono finalmente anche le donne. Raccontare questa storia è raccontare la storia di un cambiamento, ma anche pensare il futuro di questa città. Senza riconoscere la storia è difficile pensare e progettare un futuro. Se del passato non gliene importa niente a nessuno, nessuno lo manipola, teniamo conto anche di questo. Ma in fondo significa che ancora si pensa che possa essere utile. Se abbiamo una repubblica lo dobbiamo al fatto che un movimento antifascista e un movimento partigiano ha voluto anche il cambiamento istituzionale. Per questo all'Alzabandiera in piazza San Marco l'associazione Partigiani è presente di diritto. ANPI ricorda Carlo Smuraglia, partecipò alla liberazione, costituzionalista, senatore. Ha condotto l'ANPI per tantissimi anni, domani ci saranno i funerali. Da lui abbiamo imparato molte cose, anche la possibilità di una riflessione, di un confronto democratico anche magari su posizioni diverse.